Ghetto di Venezia, Sestiere del Cannaregio. È il più antico d'Europa, probabilmente del mondo. Nel marzo del 1516 il Senato della Serenissima tollerò la presenza degli ebrei in città, ma a patto che fossero separati dal resto di Venezia. Prima del 1516 il ghetto era una zona di lavorazione prevalentemente del rame e la parola deriva da getto, luogo dove si gettavano le scorie di lavorazione del rame. Diventa poi ghetto con l'arrivo degli ebrei tedeschi. Il ghetto aveva due porte che venivano aperte al mattino al suono della marangona, la campana di San Marco, e chiuse a mezzanotte da 4 guardie cristiane pagate dagli ebrei. Altri 2 guardiani a bordo di imbarcazioni sorvegliavano gli ingressi dai canali. Le case, edifici alti e stretti come alveari, verticali e insolite per Venezia, ci dicono come si viveva in questo spazio limitato e murato. A metà del Seicento gli abitanti del ghetto erano oltre 5.000. La segregazione dura fino al 1797, quando le armate napoleoniche aprono il ghetto. Il segreto delle sinagoghe, non facili da individuare, ricavate all'interno delle case. 5 finestre uguali ed allineate. Sono 5 come il libro del Pentateuco, la Torah, la legge sacra ebraica. La libertà di culto era garantita, ma non si poteva esibire troppo la propria fede. Delle 5 sinagoghe del ghetto fa eccezione la Scola Canton, fondata intorno al 1530. È l'unica riconoscibile dall'esterno per una piccola edicola in legno sormontata da un lucernaio. Il ghetto divenne il cuore dell'attività di usura per far fronte alla necessità di denaro per i commerci. La Chiesa considerava l'usura attività indegna e peccaminosa e il Senato della Serenissima scelse gli ebrei come prestatori di denaro e banchieri, dato che già di per sé erano considerati peccatori. Il Banco Rosso, uno dei banchi dei Pegni, fu aperto da Elia Calimani, il primo ebreo arrivato a Venezia da Treviso. Il Mercante di Venezia di Shakespeare, una delle opere più famose, scritto tra il 1596 e il 1598. Il personaggio, Shylock, è l'usuraio ebreo più famoso di Venezia.